Si è svolta l'iniziativa dal titolo Natale a tavola per tutti, organizzata dall'Associazione Mangiare Bene, non solo in collaborazione con il team dell'orientamento dell'Istituto Federico II di Svevia. Un passo avanti sulla strada dell'inclusione sociale, come auspicato dall'Associazione Sicilia Turismo per Tutti, un evento che ha sancito l'inizio di un percorso di sostegno alla sociale dell'Istituto Federico II, quindi l'alberghiero di Siracusa, e delle imprese che rappresentano il tessuto connettivo dell'economia locale, nel segno di quel ruolo sociale dell'impresa che rappresenta l'unica via possibile per lo sviluppo sostenibile. L'iniziativa ha visto i ragazzi dell'istituto impegnati nei vari laboratori didattici inclusivi con workshop, sculture vegetali, tecniche di flambè, open bar alcolici, dimostrazioni di tecniche di tovagliato decorativo e ancora di latte art e cappuccino. Tutte attività che hanno permesso agli alunni di migliorare e affinare le competenze acquisite nelle aule tradizionali. Il progetto ha rappresentato di fatto la realizzazione di un sistema formativo aperto verso l'esterno, integrato e complessivo, fondato sul rispetto della persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali e interistituzionali. Siamo contenti come Siracusa città educativa di contenere nel contenitore dell'Urban Center questa iniziativa dell'associazione Mangiare Bene e non solo, proprio perché le città educative, l'idea di città educativa è proprio quella di fare rete tra associazioni, istituzioni, scuola, e in questo modo riusciamo a diffondere in città le buone pratiche. Allora, noi di Sicilia Turismo per Tutti siamo oggi veramente felici di promuovere quello che significa turismo e accessibilità. Infatti a questa meravigliosa iniziativa organizzata dal professore Gaetano Bongiovanni con la sua associazione Mangiare Bene non solo, in collaborazione con Città Educativa e con l'Istituto Federico II di Svevia di Siracusa, abbiamo praticamente fatto capire cosa significa veramente un turismo per tutti e la vera inclusione. Come dire, una vera e propria una giornata all'insegna del di un progetto di formazione integrato, un sistema formativo integrato, una vera e propria festa, chiamiamola così, la scuola che esce dall'isolamento crea alleanze educative con quelle che sono le istituzioni formali e informali della città, il comune, le associazioni, e quindi proporre nel territorio un vero e proprio laboratorio inclusivo formativo dove i ragazzi veramente prepariamo tutti all'eccellenza.